che bisogna di sta roba qui funziona no. Dai, ma Meves, che la partita deve ricominciare. Una Meves! Niente, guarda, dai, famiglia, le bambine che fa freddo. Guarda, Elbano, ma avete un catenario, oh, mamma mia, mamma che freccia, oh signore, oh, ciao, niente, ah, ma che un bottone, ma che pistola, perché? Mica che schiva, che schiva, ecco, 1, 2, 3, di merda, ma no. Ma mi adesso che vuoi vedere mio, adesso è come pronto? Come pronto? Pistola senza matire! Chiamami! No, c'è un'interferenza sul satellite. Sì. No, no, grazie, arrivederci. Ci chiedo scusa, sì, sia lodato Gesù Cristo, grazie. Sì, arrivederci. Che figura! Ma che stile mica roba il televisore, il telefono, ma per forza che qui sei in Spagna e tu ci stessi. Qual è che le dà la roba del telefono? Olga! Arturo, venne che fa freddo, dai, venne che mi scaldi di freddo. Olga, per piacere, in due che ti hai visto è roba per far andare alla televisione. Al solito, dai, venne Arturo che mi fa freddo. Olga, guarda che è solo in posto, che no, in due che te l'hai visto. Ma cerca che del trene. Cioè, Olga, chi è un ospite che fa una bella roba? Voi fermate qui e vi chi a cercare per piacere, sì. Oh, che rumpa vacche che sei. E Bevis! Mettimi qua qui. Bevis, che la partita alle 3 comincia! No, ma non te la devi fare banda, tutti che ridi. Sai che è? Guardati, sei vu, regardez sta qui, a Ciapafred, per guardare qua, termar, turin, mudanda, che capure cadere un palone. Ma in due che mi stai che l'avevi in mantiglia sera, due sì. Sempre colpa mia, lei dice che nasconde ti roba, quinta che non ha più da memoria. Per tua miselmut che va a cercare, Sì, sì, certo, dai, Bevis! Oh, che on, la regalia. Chi no? Qual è? Ma chi, guarda? Oh! Chi? Ma che sei restata sola, per forza te la vede dentro. Perché vede proprio più, oltre sì. che a sentire. Perché vede più. E poi te pretende di vedere il balloon. Che bella televisione, alle piscine di sci. Guarda che mica bisogna vedere il ballon piscini, sì, perché mi capisci già in anticipo il qual è che dire, perché mi me ne intendi, perché mi, cara mia cicetta, senti, Ma il telecomando che ti avevi sotto al chiuso devi mica sentire però, Oh, ma senta, guarda, Arturo. Seguiamo, sì. Andenderà. Se mette un sotto il cuore, se quattro, se stringi un su ben bene, magari... Ma che magari sta su le due per piacere, ma proprio stasera che è la partita, mi sa che è giù, dai, sì. Pure già pisa il televisore, dite deve maschi scelto tutto il programma. Ah, ho capito. Sì, ascolta, Sì. mi freddo e tu mi vedi. Oh, come mi dispiace, sì. Tesoro, cara, ma che specie. Sì, va, però, va, aspetta, va, dell'aspetta, che tutti voi, che è una roba imputata, la mi passa davanti e vedi mai negozi, no? Sa, fa vedere se la va. Allora. Ma va, funziona! Oh! Sì. Buonasera.
Si avvisano i signori telespettatori che a seguito dell'immatura scomparsa del presidente della Federazione Calcio Bulgara, dottor Parali Riguri, avvenuta all'età di anni 102, la partita prevista per questa sera non sarà trasmessa. In sostituzione trasmettiamo la replica delle puntate numero 444 e 445 della soap opera. Cos'è? Sì, avete capito bene, della soap opera Beautiful. Buona visione. Ma ti guarda, adesso perché il Merzin della federazione bulgara fanno la partita. Ma mi sono bella cultura, non è che ne dà. Ma mi sono anziché va vedere una bella corsa di macchine o in segno di lutto un bel incontro del pugilato che si picca su, no? O la poi partita del calcio vecchio del 50 anni fa. No, fan vedere la soap opera, la soap opera dei Beautiful. No. C'è che le si brille, la si sveglia, la si alza e la si sposa. Però va in letto, la si alza e la si divorzia. E però va in letto, poi ma lavora mai, ma per forza. Ma chi si brinde lei, ma visto no. Sei gay! Mamma! Oh signore! Arturo? Andate là, se ne un so di querse stringo, ma fan contenta. Almeno una volta, dai! Ma per piacere! Dai, Lascia perdere la partita. Non so bene se la partita. Te vedrai che ti piace anche a te. Ma sì, ma mucca, ma Olga, ma perché te c'ha per no la pinola per dormire come ti pensi? Arturo, sentite venite là? Sì. Ti ho preparato una sorpresa. Immagini, se la sorpresa. Comodini. Sì, per Ti ho questi no. messo la pillola celesta. Oh, Giula, allora mi tocchi proprio di venire, sai, dai che c'è, dai che c'è, adesso. Dai, forza. Sì, Coraggio. sì, dai. Ti sposate? Sì, scusa, dai. No. Calme. Sì, dai. Calme se famiglia dei fratelli. No. Adesso no. Perché? Perché se siede la tua sorella, che figura fai? Oh, la mia sorella, se la sede, la tesera, per dire usare ingegnosi e in camera sua. Andiamo. No. La tua sorella, saponò adesso. Andate là però, Sì. Sotto il lençol, tu mi sai che scaldare. Dai, sei sempre troppo. Sì. Sei venuto dopo. Grazie che ti rinuncia alla partita per lui. Oh, preoccupi, no, intanto la partita la farò. Pensa che a posto fanno 2 puntate di una replica dei Beati, fu una roba del genere. Cos'è? Chissà subito che le dici. Codino aperte castigliutari. No, scusa, Olga, ma ti prima devi fare pissare per... Adesso ti smorsi subito. C'ha la questa indosso. E se te vuole anche andare là, guarda, chi te che mica bisogna questa qui. Vade là che chi te rompe e te basta. Ah, mia desrompi, no, cara la mia Olga, cara la mia Cicetti. Ti devo dire no, pretende di far salire la pressione e dopo pretende mandarmi a gioco tutta il bumbone. No, cara, adesso io devi foderà, o di chi, o di là, te ne sbassa la pressione, va bene? Vai su qualcuno, tesoro, che ha il pressione, un fresco fa. La te si sbassa subito. Adesso ci tu che comincia la telenovela. Guarda Olga che abbassare la pressione di tambor, l'è pericoloso. L'è pericoloso. Udaria anche stamattina, ma che mi intervisi. Sì. Adesso comincia a andare e poi dorma. Adesso c'ha fuerte indosso e vai con la telenovela. Questi utensili da cucina professionali hanno un'anima di alluminio rivestita. Ma porco ciampino, mentre fa la pubblicità
pubblicità di Padei, ma proprio adesso. Ma su chi che più di più deve vedere la telenovela e fanno anche la pubblicità. Beh, allora intanto la Olga la servava, ben grappinetto. Alla faccia di quelle là che su te no. Oh, guarda, che schifo e mi fa proprio bene. Mi scalda stoni e mi tira su dei murali. In questo sei stato bravo Arturo, comprare una bella grappa che è proprio buona. Allora, sì, dai, fai bene. Aspetta che adesso comincia, sì, perché chi deve sapere, perché tu quel che succede l'altra puntata, chi deve sapere che il giorno che se divorziava della Deborah per via che lei la aveva in balle una tresca, se insomma la riempiva di cose, aveva incontrato con la gente che lei, la mia e del Paolo, è l'amica intima della Deborah per... Come adesso? Aspetta che guardi se che comincia la telenovela, perché se no la va avanti e non vedi niente. Dai, vai! Te la chiedo! Vai via che me la Arturo! Vatti a dirvi che mi potete guardare la telenovela! Arturo! Oh, ma le sette mo' addormentare, pensa soltanto a dormire. Ma tu che proprio andami a dirvi, arrivi. Ma chi è che rompi la stura, che mi potete guardare la telenovela? Oh, mamma mia! Oh, Marita, te potevi anche tirare sui ciao però, Bernanzi, Vito, weg minga paura, che bisogna quei che tange moda, te per minga ciappata, dai. Che fa? Ma mamma, che smorza il calorifer? Se c'è la caldera, fino ad una mattina senti al freddo. Oh, Vito, de squadre mica troppo, che chi fa freddo, Dai, siete già, che cerchi di me degato un po', dai. Buonasera. Buonasera. Ma chi lei? Chi lei che la fa venire? Cosa lei che vuole? Sì, è vero, scusi. Permetta che mi presenti. Sono Vito Esposito, impiegato di concetto di secondo livello presso l'ufficio tributi. Tributi? Sì, tributi. Grazie. Spiacente, ma non già pagasse di casa, anzi, mi trovo. No, non si preoccupi signora. Scusi, ma non sono qui per il mio lavoro, bensì perché... Per l'appunto. Già, mi sono meravigliata, senti che di tas a Laura Cadesera. Ma io mi ingaggiai che aveva da Laura qui, Sì, ogni tanto sude. Ma tu mi sotto la lingua. No, tengono però un sacco di responsabilità. Quella di fare animati la gente che lavora. Non è proprio così. Da parte mia, per esempio. È Laura. Sì. Ti sei più in scia, ma intanto. Ma che mi scusa? Lui, cosa è? Sì, veramente sono stato invitato qui da... Demi, vabbè. Oh, allora, Vito, c'era sì, grazie. una bella balletta per far passare il dolore, Grazie. Oh, dai. Grazie, sei molto gentile. Ma lei il minimo che può di fare, dai. Su, dai, togliamo la giacchetta, Vito. Aspetta, però c'ho dolori dappertutto. Piano. Oh, là. Piano. Ma casca, sentino la telenovela! No, ma insomma, ma se diade importante alla televisione, Pensa, è un grefame di su straordinaria.
Addirittura dopo un tal de botti. Addirittura I promessi sposi in telenovela. ma che promessi sposi, ma te vedono come gli vestiti, giacchetta con la cravatta, minigonna, scarcultà, ma te vedono in macchina, in grattacieli. Uè, ma chi sei in America? Le minga roba del 1900 si fula. Sì, storie d'amore eterno sono. Ma sentite, eterno. Sì. Ma desde separazioni, i divorzi, a gay avvocati, le minga come una volta, che per un pordon, che era un marisul e una caterva de fiori. Una volta il marito, te poteva minga provare prima, E se te capitava quella sbagliata, o quel che vede là, te doveva e te disse, te poteva minga mandare via e catanferonate. Bene. E quelle, oggi le donne in America hanno anche 2 o 3 figli. Sì, ma da uomini diversi però. Ma come intelligente sciurchi, se vede che le vendite. Vito, disturba mica la mamma, No. Che la telenovela è la più importante del Vangelo. Brava. E va a vedere sta manchicchia è tutta sgraffignata, dai. Ma non è la mano, è la testa che mi fa male. E adesso mi gira. Mi gira, Ma come mi gira? Da mano. Mi sento mancare. Vado. Che del giù, ma chi è? Ma zia, ma tirasi là che tira il pianziale del svegnino? Vito! Oh, un angelo. Ma quanto è brutto! Ma zia, ma tirasi là e batte la seno? Anche ne più. Stamattina mi burlantera la bottiglia, che in da sede per più. Ma che una spusinca. Guarda che se te che con l'insalata, in cucina che limone. Ma già va per un angelo, le già modrenda il paradiso, Ma zia, ma che nena grande che sei, Lei tu ma svegno. Peccato però burisci giù, Ma chi l'è? Tomorù? Ma zia, ma smuovete di stupida, Va innanzi a Dio Rosario e tirasi il re. Mamma, mandala zia in letto che chi non dà fastidi. Mamma, è smorta sta televisione, no? Avuta vedere perché adesso è Johnny, anche la dica la Deborah, che l'altra notte ne sta in letto con la Vanessa. E vi rivedete come la chiama? Perché anche lei non fa le cose de crudi stamattina con te lì in della piscina. Oh mamma, dai, per favore, Vito sta male, svegliere. Vito? Ma che Vito? Che bel giù in chi, Le tigibula, e la tremuri. Però prima bisogna chiamare il prevosto di sante e tanto imperfetto, fruedi. Basta! Mamma, vecchi subito, muoves! Lucia, guarda, siete giochi e guarda bene della televisione usa il fagioli, Intanto mi vede cosa lavora la mia mano, già lasciata fatta la casa. No. Chi lì, in roba scandalosa, prevosto, la di che se guarda il no, è mia, il prevosto e credi. Piuttosto che fidessi una messa, La messa? A quest'ora? Ma siete stoli e controlla bene la televisione che poi ti servi, Si vede, vivi! Allora siete che riuscite a usare? Vito, lei è venuto e riesce minga a fare il venire, dai! Ma te che fai la sera? Ma te mi dici che minga? Ah già, allora tanto sbeve sulla faccia. Ma mi pare minga il caso, non c'ha tanti stasera. Prova con un bicchiere d'acqua fredda sulla faccia. Frecce che qui dentro, dai! Allora Nina, sta che fai? Ti sembra a usare insieme alla tua zia? Ma dai! Vabbè, credimi, credimi! Dai! Vito! Vito! Che è successo?
Ma che brutti questi angeli del paradiso! Ho i grammi allo stomaco! Che mal di testa! Che nausea! Se cala la nausea, bisogna far trasù. Mangia su storia. Ma no, ma se dite la mangia così una cosa. Se vede che quelle cose una cosa, ne stai a sé. Lucia, va dei corsi in cucina per bicarbonare. No. Fermes lì e controlla la televisione. Ma in adretti la pubblicità, E ti guardi che stesso. E poi, guarda, registra tutti nel cervello. Vomì in cucina, per bicarbonare. Vabbè. Vito, dai, su, reagis. Vito. Bisogna mettere una bella gula dell'acqua calda sui stomaci, sì, e fare un bel massaggio sul ventre. Ho i grammi proprio qui sullo stomaco! Te vede, ciao, che adesso che fumi un bel massaggino col filo. Sì. Ecco. No! No, Vito, un bel massaggino ti farà bene. Ecco, sì, lui. No! Ma Vito la zia, lei è bravissima, ti farà bene. Bravissima sono, sì. No! Che bene, che previni. Sì. Ma dite se no. Sì, le buone. No, che sei mica buona, dai, la fine. No. Fambruano. Sì, prova. Serve la posizione giusta. Sì, la posizione giusta. Ciao, dai. Uè, guarda che se ti disquateno il bamburino. E il massaggio fa mica effetto, Ma bamburino, French che fa? Sì, fino al bamburino. Ma che freccia, guarda, su, Vabbè, sia sta calma però, Che deve vedere sto bamburino. E si è ripetuto. Lucia, sacrano la televisione. Ma in un'altra pubblicità, E ti guardi che anche quella. Brava. E bicarbonate di mica, Fate un bel massaggio sul ventre che ti farà bene. Sì, dai Rita. Ancora. Massaggiami ancora. E parla. Ma allora sta bene. Vito, stai bene? ma l'una deve smettere di massaggiarsi adesso sta bene, no? No, sto malissimo. Ho proprio dei grammi qui sullo stomaco. Massaggi anche a un po'. Ciao. Sì. La fumi, dai, la su fa, che mi poi fa anche la croce rossina, No. No, Vito, stai giù. Calma. Lucia, sacrano. Sta qui e guarda la televisione, no? Ma mia, volevi vestiti? Ecco, beh, che sei utile ste anche tu alla televisione. Mamma, non è perché manca via, No. Fa controllare Luigi e ti sta andretta. Fa controllare. No. È per il che non venga le sa. Vito, come te stai bene? Misuri la pressione. Brava! Ecco. Quanto la macchinetta, sì. La che più. Avevo una intera l'alternita. Ne dai 50 tocchi. Vabbè, però perché mande ciculate, Prima la Z, poi la macchinetta. Quel costante? Oh, ma basta. Guarda come mica fa posta, E non mancariate. Ma te pare che vieni lì a controllare il pulso? No. Ti controlla la televisione che ha il pulso. E pensi lì. Sì. Rita, controlla l'orologio. Sì. Sì. C'è che scandalo! Ma sai che senti mica il pulso? Ma come fuota sei? Che lì in biot? Tu non fai una biot anche lei? Che sei rotolo in su, No, ma zio, ma te pare il caso? Ma ci tutti i tocchi senti mica il pulso. E il pulso è il pulso. L'acqua calda. Lucia, vai in cucina a scaldare l'acqua. Lucia. Oh, appena che la vedo un nome, la capisco niente. Vammene lì. Va bene. Vomia fa scaldare l'acqua. Guarda la Marisa a passare. Punte di cardinale, Va bene, allora mi punta la Marisa.
Rita, non mi lasciare. No, Vito, stuchi. Zia, fatti della Marisa, dai, per piacere. Ah no, mi potete guardare la televisione. Ah sì. Uè, ma che bel giù, che muscoli, uè. Lei è una soubrette, senza chi e senza testa. Vale, dai, Oh, ma vedi no, sul chi in camisa, fa frette, vede no, Zia, vale, muove. Oh, signore, capì, a voi, come la Marisa. Proprio adesso. Ancora, massaggiami ancora. Sì, Vito, va bene? Ah, come sei delicata. Ah, mi sembra di sognare. Ma che sognare, state dai, No, Rita, ho i grampi sullo stomaco. Oh, adesso arriva il bicarbonato e ti fai entrare su, Va bene, Vito? Oh. Speriamo. Ma intanto dai, massaggiami ancora. Va bene, Vito, ecco. Olga, guarda che fa un bel sognet e adesso ti informa. Olga, dimmi se è pronta. Vai, Olga, ma lei che sei, Olga? Vai, ma sei visto la... Oh, ma se te qui va sul vento che schifo. Ma sta male, tu ti fai trasù, E te prendi di capire, quattro su. Che giù in occhia, c'ho fatto tanti bot per me stasera, Oh, sei davanti sì, ne sapperà altrettanti, dammi, te capirono. Che dolore! No, Vengo! sta già. Ma sai che è vero, porta un pochettino di bicarbonato. Ma vada via, il ciapo, ma multica addosso, un bel bicchiere d'acqua fredda, Ma no? sì, con la Siberia che chi dentro. Ma se che entra là si vede, ho capito, fu via ciapalato, va bene? Ecco. Rita, non mi lasciare, ho paura, non mi lasciare solo. Donne, papà, il bar brusco, ma le buco nel pan. Ecco qui la bulla dell'acqua calda che viene lì sul ventre. Dai. Ecco. Eccoli. Ed ecco qui un bel bicchiere d'acqua, uscite da per sé, oppure! Aiuto! Affogo! Ma papà, ma ti pare il caso? Oh, ma mi sono, sei là in caso, però devi, che diciamo qua arriva, è un po' bagnato, però. Che tu adesso Eccomi qua, presente, qualcuno mi ha chiamato? Arturo di mica di sfidare una volta. Ma adesso che sei importante specie? Che sei tu malecce? Uè, Nina, guarda che l'Arturo è vera, le più tangiuli, ma funziona anche come un orologio svizzero, preciso e puntuale. Ecco, l'esempio ho appena finito il rodaggio. Un'ora di corsa, però intanto se deve avere magari una poi... Che cosa? Ma serio, te la scherzare, vabbè, ho capito, Uderà, perché ti un fastidio. Allora come fa? Sì. Oh, allora, stasera, Ma ta, sei mucca, ma scusa, ma no, dai, ma perché? Mamma, ma mi pare che manca bianca mona, ma aspetta. Ma come le ma come le sbocca però, Ah sì, si dà fresca. E lei anche bagnali su Cassù, fa vedere. Che si dà fatta, ma si ma già avanti, ma senza toccare anche a te, ma anche a te. Oh, ecco. Se sarà mica pissados. E sta il mio papà che capirà addosso un bicchiere d'acqua fredda. C'è d'acqua fredda. Sì, e in galera in mano un bicchiere d'acqua fredda e sicuro se avevano 2 metri. Che l'ha abitato. Adesso, via, fai il controllo a Nina si tira su. Via, ciao, via a guardare la televisione di donne. Madonna! Mamma, ma cosa te credi che cappia? Ma per me le due strate. Anche tuo papà, quale strate? E anche quale minga strate. E dorma. Sì,
ma il papà le minga giù, se può che capire il malvito, dai. Morga, te se pretende, il tuo marito le già là con gli altri, le più viscur. Sì, manca del paragonare a giù in inglese, Ma cosa ne sapevi alter dove Tony? Avete un mariviscul come me Arturo. Va bene, però... E adesso, guardai la televisione, cito, Sì, però adesso, che sport, e mia sport, e mi piace minga. A me le sport mi piace il nuoto. Dio, quando vedi tutti quei vecchi in costume di bagno. Mi ciappa una roba che mi se nerva il cuore. Pecca che è sempre in acqua. E sci se vedo ma il cu e il braccio. Così. Ma me poi non cambia la stazione, chi? Ma sì, quel che vuoi, basta che ti cito, tu te do. Mamma, ma mi pare che il papà dica che cappia d'acqua, guarda. Cosa qui? Ah, che bella bava la buca. No, mamma, portamela all'ospedale, Sì, portamela e all'aspetta. Sì, portamela all'aspetta. Ma Camilla invece, che pensi lì a tenere su, che farò tanti bei massaggi sul ventre. Ma buca di cretinare, che schifo. Alle più severa che di chi, e guarda le cosa la va a pensare. Massaggia il ventre. Te che risunga e te chi nella mia stanza, magari del bellette. Ma basta, Mamma, faccio male papà, che sei venuto a portare all'ospedale con la macchina, Sì, mi raccomando, adesso subito a chiamare. Ti cerca di essere da un vicinino, Bottone della camisa, mi vuole la mettere su quei cos che poi la porto all'ospedale. Intanto chiama il papà, Che buttolini la camisa. No, la buttoni mica, usa anche la sarta. no, punte per me, grazie, Fanta, no, punte per me. Ecco, sì. Oh, Vito, dai, su, andiamo al pronto soccorso. Guarda il dervaiege, se riprende come le belle. Dove sono? Che è successo? Che bella voce, che Vito, sei venuto e adesso andiamo al pronto soccorso. Pronto soccorso. Sì, Rita, va della cambiasse, che giù in chi che penso un nome adesso. Va, fin de Che il controllo. ma qui bisogna cambiare negocio. Invece no, se te se mettesse su una bella camisetta celeste, e scarpe negre, te starie proprio bene, ecco. Oh, ma potete andare all'ospedale, mica un sposalissi, no. Allora, a sedesse da? Sì, Dai che la portiamo al pronto soccorso. Dai, Vito, pronto soccorso. Dai, Vito. Piano. Opla, andiamo al pronto soccorso. Pronto soccorso. La sentenza! Guarda la televisione, e quello che c'è lì, Stamattina in amor via in trie. Chissà che sarà successo. Quel mio telefonino che non ho. Saria nanca buona di entrare. Però lui. Una telefonata tu daria e famela, no? La verità è che la cacchi chiuti ieri. Mi, sull'ultima roba del cazzo. Lucia, fatti internazionale, che resta il comis di scuola, e se la dà più se buona la carne. Se buona perché la paghi lì, sì. Non gliene un
Per se adesso il telefonino quello che fa anche fotografie stendise. Stendise. Le fu fa su, le disi mica de no. E la mia cognata? Quella lì sì che è buona a destruire per bene la sua accusa. Ma soprattutto che farlo del mio fratello. Ecco. Oh, signor, ma chi è che mi esci presto? Ciao. Oh, signor la Marisa! E allora cosa? Quel bel è tornato tutto a posto. Ah, è per quel che te sei venuta qui stamattina. Ma lei, tu va per compassione che ne preoccupi della sua salute. Tu va per quel. Compassione l'anno passato. Sei stata ingessata in una gamba e ti sei venuta a trovare dopo una settimana, Ma l'avevi mica fatto del proposito. E che ti avevi paura che ti avesse tu una malattia infettiva. E allora un tarda poi te. Già, adesso sapeva tutto il condominio che si è burlata già di scalo. Adesso, ingessata una gamba per dire che era una malattia infettiva. Sì, ma dopo venivi chi ha trovato tutti i a giocare a carta insieme e a riferirti quel che succedeva chi torna. Poi si è rimesso il cassettino padano e te si ricordi? Quanti pasticcini che ti portavi! Ma ti ha mangiato tutti i giorni? Perché ti dicevi che siccome potevi mica muovere, era mica il caso per essere stomi di chi pastrò in me, alla scruccona. Che fresche famiglie fresh! Le mettete qui per riscaldamento, altrimenti quando torna qui quel bel giuinotte e congela. Ma se rompe la caldera, ecco perché ti è venuta un'altra scioletta in mesura. No, poi assumi, può fare la colazione a Camilla, che lì è peccato. Però quando torna qui quel bel giuinotte e Ecco. Sarà lui per tornare. Ora sto qui. E dalla colazione? Quella l'aspetta. Dopo un canto, quando gli fa il caffè a quel bel giuinotte, mi butterò di una tassinetta con pochi che tricchi e tutti scudini. Gli va per il cipolare, quel che mi piace di sé. Ecco. Dai, Lucia, famiglia, aspetta, vediamo quel bel giuinotto che significa no. No, mi dispiace, cambi di programma, le trombe, ecco. Sto punto aspetti, magari anche il trombe le giuine bello. Ecco. E per me? Prego, sei comoda. Ragazzi, ora devi guardare che ho qualcosa che va mica bene. Ma non è lei. È il trombè, l'idraulic. Lucia, te vede mica come le vesti. Piacere, Marisa, Colombo. Piacere, Pietro Fontana, della Miss Feder Fontanella, idraulic. A una bottega! Vendevi i negozi in via Precotta numero 49. Per qualunque rubinetto per la gutta sempre a disposizione. Dunque, se lei che perchi? Ma Savaria, no, mi Savaria minga. E se minga chi ha freccia. Allora forse è per la caldera, per il riscaldamento. Non è che adesso mi ricordi? E se ricorda. Mi ricordi sì, Cioè vorrei dire se ricorda che. Che in bottega sul cartellone di riparazione che era scritto bianchi, via verdi, caldera rotta. Allora dov'è la caldera? Oh, dici, Shura, dov'è la Ma che caldera? parla con te, Ma cosa? Come cosa? Ti sei sturna? No, che vedi, che senti bene. Allora te sei via del cu, te sei minga bene. Ma se la ga, Shura? No, lei che mi vedi bene, che insomma. Che te sei chi al freccia, perché la caldera la funziona no. E siccome mi succhia apposta per giustarla, voglio sapere dove l'è piazzata. Allora dove l'è piazzata? Sta caldera. Sì, le della Chisina, che fu strada, Andiamo a Che fu vedere. strada mia, Perché sei comoda, Grazie,
neanche tan bene. Però, neanche dentro via, Marisa, ma te sai chi è? Peder Puntanella, trumbella di lui. Sì, le proprie lune, Peter, Sicuro che uscire si è presentato. certo che mai l'une proprio vicini, mai avrei pensato di incontrare anche no. Ecco, Perché conosce già no? se conosci, se un murusato e se svenise. E se un madre anche amorosa in capo. Ma se venite dai Vabbè, ma passa tanto che il tempo che te si ricorda da ma Gurdi che te piaceva. Ah, sì. E anche a me che piacevi, e me piaceva anche a lui, sicuro, sì. Ma che lui aveva certe esigenze, ecco. E E ti anche, sì, anche a me avevi che la gran voglia del caresse, che te mandano in tentazione. che a 50 te mandano in frecula. Ma io non pensavi neanche, avevi pure aspettato un matrimonio, invece qui... La sapete e la cerca un'altra. Vabbè, ma la tua scusala, e per me niente una sastà, per me la mia chiesa, la mia dottrina, e va benissimo, ecco. Ma lui è il trumbè e t'ha neanche riconosciuto. No. Ah, non capisce lei che funziona no, Adesso ci avanti e che le andai aiutando su con la borsa di ferro, Ah, sì. Arrivi subito, un mail che arrivi, Va bene, ecco. Poi però che ha la memoria curta, se ricorda più. Ma le no che te si sconfonde con quei altri. Le passa tanto quel tempo con te sei giuina. No, e non ne so. Che ne so, sì. I camei, non cambiato tutto più. Ne so, sicuro. E poi se ti che fa casa sulla mammanzina, il gas freeze, la di che se ne fa una bottiglia di bevere per le un bagai, ecco. Allora se te sei sicura, presente. Pedro, guarda, sono Lucia. Ti si ricorda di me? Beh, adesso chi? A tua disposizione. A tua disposizione, su mica sfacciata. E per la mia coscienza la me permette no, certo comportamento, ecco. Ma la saper la coscienza e poi alla tua età. Prova che le ora magari che farà piacere anche a lui, No, mi vergogno, per lunga fa scatta via, no. Confessa che ti piace a me. Ah, sì, resta l'unica a restare in del cuore, sì. Senta, forse Marisa, ho sbagliato, la sa scappare di piede. Forse Maria deve fare un sacrificio. Se la fosse capitata a me un'occasione del genere, altro che sacrifici, la Maria fa almeno 10 di sacrifici lì, Ma me la savi mica scappare, Vabbè, ma il nostro tempo, il nostro gente, Te scusava, la fai scinita anche con quell'altra? Sì, va bene. Per però- me, Cugine. Sì. Dai Paolo, vendete questa borsa di ferro. Arrivi, dai. arrivi! Buongiorno. Ma complimenti! Ma che bel fiore che dà! Ah, se per quello è anche bravo, Lei che lei un po' fa la sua maniera, Papà, per piacere, ta amica me un altro home. Lei non la questione di menare il turno, lei che mi te capisci più. Per sapere per quale motivo, per quella riparazione kit manda chi il messaggio anziché ne altre più. Spiega. Ma lascia perdere ed in piuttosto se tu te fa e mi bude pressa, Ma ciao, per offrire almeno un caffè, Brava Lucia, fai il caffè, che ne bevi una tassinetta al caffè. Ecco Paolo, fa una roba, intanto lasciura la vai in cucina a fare il caffè. Comincia a smontare la carenatura della candela, dai, anda! Sì, c'è che costava in cucina, c'è un bel kit. Ecco. Stamattina che freccio, Mie frecce sentino un intercalo. Beata lì, mi rifrecce e senti come.
E per forza sono sempre fuori a lavorare e quel poco che sono dentro perché il riscaldamento funziona, no? Poi inverno qua arrivi a casa sera con i talmente freschi che parlano di tote jazz. Ma che penserà la sua mia, scugerai? Da qualche volta, tanti anni fa. Ma perché adesso basta? Le anche su un vedo. E comunque anche prima ne fa mica parlare che... Che? E quel po' che la mia miera faceva funzionare il riscaldamento con me, l'era sempre una tragedia. Una volta che avevo arrivi, vabbè, la volta dopo il fiacco spisava. E di dopo è sotto sera che faceva un tour. Insomma, tutti i volte una tal mortificazione che preferivi tenere il preso d'osta, che la mia scusa sulla saldà, ma avevi chi proprio un rotte trafera che sentivi proprio il bisogno di sfugare. Ma che fa capire? Mi tanto, quel che senti in un'orecchia rusi fuori dell'altra. Allora, se ho capito bene adesso, vi da parlare. Come fa per il francese? Quando la voglia non mi so e cavalieri fra qualcosa di riscaldamento. No, anche se sentiria il bisogno, ma non ma per il riscaldamento, anche per parlare un ciccinì, e un pesco, il meffiere, la medita, e un tanto concede una qualche partitina cara. Con gli amici che mi resta, Ma lui è un'altra sfigurata. La sua legge, chissà quante occasioni se ne capita. Chissà quante che la intorta e lui neanche si incordi. la pensa? Ma sì, che certamente. Sì, per esempio. Arrivi subito, che la mia scusa sua, quando era in me chiama. Mica fatta bene, le naca de travia, e con un sac de retrati, bude strinta la cumbina su. Ma mi sa dato fastidi, e perché il vede, un paio ne fa cattavia, ecco. Sì. Guarda che mi sono informata del topete. Ah sì? Allora? Le chiamò de sangue le vedo. Ma che c'era un sacco di donne! Ah sì? Pensa che lui è cercano a sentimenti e va sul pratico. Ah sì? Pensa che anche con me, che me tu non so. Ma già facciamo il è un galetto! Sì, mami, lo tagli alla larga, Vabbè, paura, se quei gente di chi don chi, lì si ricorda più di sicuro. Ah, di questa sicura. Scusa che vede che si ricorda di una murusetta di tanfa come te. Insomma, e la mia scusa, quando le arrivate a fare, la affettiera la sboffa gente per tutte. Ah sì, vedi, vedi. Marisa, dammi una mano perché il caffè che beve qui, la cucina è tutta sozzura, bene, dai. Ecco, papà, mica la pigiadina, calda su anche qua e discutire la crema del cucciolo. Ma ti sempre discutite, vero? Che te se n'anche abunde svolambolo, devi sempre farti scosti. Vabbè, senti papà, mi potrei andare a fare altre identità. Dai che te insiste, capiscila, se te mi dai una mano, finisci un prima, adesso ne arriva, dai, bevamene il caffè, no? E non mica festi dodò, su, dai. Dai. Vedi, Ma che te la caffè gioco? Sì, prego, come deve, Ah stai. sì, grazie. Ecco, Grazie, gentile. ecco, ma
Tusa, ne va benissimo il caffè. Ecco, sì. E lei magari vorrebbe Un bel rimorchio de crappa per via del freddo. No, Quan lavori e come dice i carabinieri, quando sono in servizio, avevi no, perché il cervello deve stare libero a ogni evenienza per mica sbagliare. Ecco, bravo, bravo. E invece la faga bene anche la cacchi se denunchi, chi ha senti la mia cugnata soprattutto, è vero? Soprattutto la tua cugnata e la sua Tusa, perché il tuo fratello si sa che le può bun come il pane. Sì, sì. Scusa, è in galera la padrona del capo. No, le suo fratello. Ah, vabbè, però non mi chi, un usufrutto e le chippe del nome andano via, Ecco, sulla sua misa di del palazzo. Ah, adesso capisci, mi si rifà tutta un'altra idea, vabbè. Ah, e il suo fratello abbia forse una Tusa? Ah, sì, una gran brava Tusa che la studia sempre, sì. È su, farmacia è una scuola difficile. Difatti, la studio del farmacista, ma lui come fa a sapere? E utile a indovinare. Difficile o no, la trova sempre il momento per andare a divertirsi. Come ieri sera, quando è arrivata a casa con quel bel fiere. Paolo, un settimana, no? E va a lavorare si deve andare via presto, dai. No papà, lascia perdere. E tanto adesso non più depressa. Ma che io lascia cicciarà e intanto che lui cicciare mica Maria capia un rubinetto per la ruta e che non li so e ti to e ti lascia minga dormire e ti devi riconoscere. Volentieri, Shura, ma prima vuoi sistemare la caldera qui. Ecco, bravo, sì. Perché se tu eri padrone del caime e trovi minga qui, puoi pensare che te ne prendo scarpe. Ecco, ma lui che la sa chi è Sofia, che è la stessa vita, Lucia, del porti via un momento. Calma, Shura, che me lasci ciappare la ciao, no? Bravo, lo ciao, perché certi mestri si può domingo fare senza la sua ciao. Appunto, Shura, aspetta qui, va. E di Paolo, intanto comincia a buttare la prima della caldera. È sempre allegra la sua vicina. Ah, sì, è bella viscula, se conosciuta tanto tempo, bella caminga del problema, no, ecco. La mi sarà che sul punto. Sì. Ma lei è sempre in prende per lei? Più da spera. No, tu va adesso perché ieri sera andai all'ospedale, era un modo di tornare. E anzi, oh signor, ma me non dici che mi scusa, vieni subito, ma te vero vedete, ma che... Tu devi girare intorno per farla parlare. Si sa mai riesce a fare una informazione in più sulla Rita. Quella Tusa lì la mi piace in tanto e la sposaria anche a domani. Però a me la mi pare la me nascondo sempre un qualcosa. Per esempio adesso su venuto a sapere che ieri sera la porta a un tisi. Chissà chi l'era per... Che martura che su! Oh signor, che martura! Ma mi sei convinta che aveva una moda venire qua? Invece in Giamò veniva qua e in Giamò anche leva su. Ma che la tisana che c'ha ieri sera la mi fa propri effetti. E stamattina mi sono mica incurgiata che non segno per leva su. Adesso che mi viene in mente, sì. Allora, a me fratello, e venga qua, sul nocchio per me, ma le metti. La mia cugnata la doveva andare a fare l'esame del sangue, ecco perché l'è andata via in presto. E l'abbiamo avuta fuori, guarda, ora con la scuola, con l'università, per la biblioteca. Per l'uso. Ma su no veramente se la l'amoroso, no, mica se ieri sera era chi che fiorà, però
su no chi era, perché la mia cognata e il mio fratello mi fanno capire mai una cosa, niente, ecco, su no. Sciura, mi la capisci benissimo. Eh, La ringraziamo per la cicciarata. eh. Però adesso lei mette pure là, finì di lavorare e se no io finisco in più. No. Senta un po', adesso sarà lui che mi sono curiosa. Senta, ma è vera che lui capì la sua mamma? Sì, è vera. E il suo papà? Il mio papà, da quando resta vedovo, lui pensa domani a lavorare. Ma cavarà bene qualche distrazione, no? Distrazione, Lisa? Eh. Mi sono la sua distrazione. Ed spesso lui è talmente stufisti e verrà sempre a mettere il bene di me affari. E la sua paura più se grossa, la sua, è quella che mi antiferma, quella golosa e la vada mica bene. Ma la golosa, la sua, la guarda bene a me, mica lui. Ah, sì, E allora per mica avere discussione, e forse avere una cosa. Ecco, sì. Adesso però le mette pure là, se Sì, no... sì, che vaga. Te capi che la marpiona della Marisa, come la bola me frega, nel calette, ma mi dici, adesso che telefoni, Giulia se che telefoni, adesso mi vede e sarà là, e lei lavorerà con la scusa del rubinetto che per incaprissare, sì? Rispondo, ciabatona? Rispondo minca, ma non insisti. Giulia se insisti, forza, la sarà a girare intorno alla patta del peder. Marisa, come sei con bisogno? Se te telefoni là perché con bisogno? Mi interessa no dei tuoi perdi, te capito? Chi che sciuppa la caldera? Ecco, mandume de chi subito il peder, subito. Se de nu, venite lì, mi butta Sofia, te capi? Oh, sciabatona proprio quella lì, Oh, steriga. Oh, Lucia. Oh, ciao. Guarda, ciao. Le appena mattina giunge nostra volta, Ecco. Pensa, tutta la mattina per farmi sanguare. Prima arriva su per fare la fila a pagare il finte. Poi un'altra bella fila, lì tutti in fila, per farmi sanguare i figli che erano di puro. Scalza can d'un tutus. E caccia poi il braccio. Guarda lei, mi fa, guarda lei. E te scusa, un po' di chi? Un po' di là. Finta più contenta riesce a fare un muretto grossissimo. Signor, ma deve avere un caffè? No, grazie. Già bevuto la mia accusa stamattina alla finale. Come accompagna lei all'ospedale. E per intanto che mi sei lì a fare la fila, lei è andata a sua amica. Che sei quella che butta stanotte? Ah, sì. Però l'aveva già mandata a casa. Ma allora adesso sta bene che fiorare. Se la manda a casa vuol dire che sta bene. Vabbè, sì. Oh, dai. Buongiorno, Ma lui chi è? mi sono qui Lui per... è chi per la caldera, ecco, sì. Io sono contenta di venire alla svelta. E adesso deve arrivare anche al suo papà. Sì, perché la Marisa vera. Ma lui che no, vende a lavorare, Sì, tu devi tornare a lavorare, allora. ma qua che sarà sull'acqua centrale e volevi sapere qual è il tuttore. Aspetta, tanto che te che si scappa. Vade là a Ciamal, ecco. Mia, ciao. Sì. E dove c'è Marisa? Ma dalla Marisa, ecco. Dalla Marisa. Sì, E sì. che da fa dalla Marisa? Ufficialmente per giusto un rubinetto, ecco. Però, su no, ecco. Ma il conteur, lui pure dal conteur. Sì, volevi sapere qual è il tuttore e io mi capisci più niente. Allora, Sura, e la mi scusa, già che le drendaccia ma sul mio papà, gli diseria per piacere portare sulla ciava pappagallo e il mio servizio. Ecco. Ma c'ha il conteur che pensi mi ti muove, vade là, c'ha mal veder. E il pede? Sì. E chi è sto pede? Lei è il mio papà. Ecco, va, Il muove. suo papà, lei titolare? Sì. Sì. E perché lui ti indesce la svelta? Perché
Perché sì, ecco, per via del pappagallo, ecco. Ma no, Sura, se lei fuma per il pappagallo e fa da più un po'. Ma che comodo, allora te vedo, muoves, state là. Calma, su, ben arrivata. Amo subito. Va, su, muoves, che se no quella là, Della fera, che è per ieri sera? che mi scusa, ma a lui se che interessa. Mi interessa sì, Sura. Su un via se mi interessa. Capisci no come fare a interessare gli affari di nostra, che mi scusa, In confidenza, mi, alla verità, la sua venuta, che veri bene, e invece lei la mette a scura, e adesso veniamo a sapere che ieri sera, invece di passare la serata con me, la portai all'alter. Oh signor, ma che mi fate capire? Ma allora lui è che per bene la Rita e invece lei no? No, forse l'esagerare, però del sicuro mica come me, Ma poi, Sura, sto due chi l'era? Ma su no è preciso, però la Rita la trattava mica di mus, no? Oh. E per era tero. Ah, Senta, ma il suo papà come lei, a me la mia domanda, del suo fratello Sura, voglio conoscere bene, Ma no, è il padre lui, come lei è padre lui. Ma come può sapere lui, Sura, se lui è un e sarà un terronato suo papà? Oh signor, ma no, bisogna capire il so del papà e il pede come lei. Ah, è me, papà! Sì. Beh, con me è bravo, Ecco. a lavorare è bravo. Ah. E se quello lì è una persona per lui. Ma allora, il suo papà l'ha mai pensato che un'altra mia, Ma mi pensi che gli sia mai capitata l'occasione? Ma no, Ma tale no, doveva cercarsela, come si dice. no, sì. Ciao, Sura, qual è il tutto? Ah, sì, ciao, andate in cucina, Sì. in cicciarre, un ciccinino e becchetta sul suo papà. Mamma, sono stata all'università, ma che era sciopero. Mamma, e la sera? Siete se vuoi casa della mamma? La rispondo anche a lei. Saranno là in cucina, attacca lì come al solito, vuoi vedere? Ma zia, ma sta testa che te meschisce ti fe, Sta chi? Va, no, de là. Perché? Perché prima vuoi spiegare pulito. Ecco. Tavare minga attacca lì con la mia mamma e te me l'hai massata. Mamma, che cazzata, figura, la tua mamma è della con la Marisa. Ma de là in cucina, che trombe. Signor, da misteri per un trombè, neanche può essere il papa. Sì, ma lei no un trombe qualsiasi. Lei è un trombe speciale che ti te conosce benissimo. Trombè speciale. Sì, Sarà mica il Paolo, proprio. Ma Sì. se chiama il Paolo come trombè, zia. Ma sono mica stata vista il tuo gente c'è male. Zia, dai, ti, del mio e del Paolo, te seggiamo qualcosa. Proprio, che lui te ver bene, proprio tanto bene. E invece ti. Manca mica veri bene. Ah, sì? Manca mo' più se. Ma lei che veri ben sicura e veri minga trastia. Trasvia, che parolona. Quando si ver bene, bisogna cercare quei contatto, Se vedi una lampadina senza contatto, vedi a destra e si scopre. Va di là, guarda che è una sorpresa, perché tu che sei stata a casa stasera, ecco. Allora bude là che fu un basita. Sì, aspetta di fare la spirituosa, aspetta un momento, una roba. Guarda che lui l'ha già mossa, vede che il che era chi di ieri sera. Ma che sta città che sei mai, Ma cicciarona! Ma no, sono mica stata mia, è stata la Marisa. Ma sì, la Marisa, ma lei già non stata qui, sta cascia base, ma il buono del farsi suo affari. Sì. E ti
sta la caldera, dice che sentia il freddo, invece di andare quella scalmanata di là, no? Ma che mi scusa, c'è appunto il pappagallo? Che lo che è, ciao? E il pappagallo è chi che gira, va? Sì, che n'era anche un'altra nella cassetta di Ferde, c'ha, no? Ma chissà come perdeva, il rubinetto della Marisa. Ascoltare, perdeva tutti i rubinetti della casa. Ma era perché la stringeva mica. E pensa che per far vedere che perdeva il rubinetto della doccia se la fa, la si è casciata sotto tutta vestita. Era per il rubinetto. E beh, la usava come una matta perché era tutta bagnata che aveva frecce. Ma tu che dai una mano anche di svestire perché la Allora è stata lì tutta bianca davanti a chi? Cioè davanti a lui? Sì, Poi la si è disvestita in un attimo, Intanto che cercava l'accappatoio che trovava minga, andava in giro per la casa tutta biota. Tutta bianca? Una volta trovava l'accappatoio, poverina, la barbellava tutta e le si è sbattuta sul letto. Ma su lei? Ma tutta biota! No, non l'accappatoio, tutta però! Se ne anche lacrima sempre scaldata perché aveva frecce. E intanto che la spregavi nel ben dappertutto, le suonava il telefono. Anche le suonava il telefono lì. E dopo che la parlava al telefono la va a dire che la sera scaldava, ma che doveva vestirsi in pressa. E mi tocca dare una mano anche a vestirsi perché trovava mica quel che andava bene. E mi dai il celeste? No, perché qua è a me domani la domenica. E reggi sempre di sì. No, perché si accompagnava mica con il mudar russo. E il pedamoro si tornava mica con la camisetta. Insomma, la tra in fretta e l'armadio. A me non mi pare un pomata che la scuola lì. Spera anche a me la paga. Sì, alla sua maniera, ma la paga sempre. Nessuno può dare una mano al mio figlio, buongiorno signorina, l'avevi mica vista. Buongiorno. È la mia accusa, la studia del farmacista. Farmacia, ma che combinazione va? Gli manca poco a finire. Una gran bella accusa, brava, complimenti. Grazie. Sì, arrivederci. Ora Marisa, la perdi l'occasione. Proprio, ecco. Ma, e ti? Come mai ti sei venuta a calci presto? In università che era sciopero, mamma. Ma adesso subito in biblioteca a studiare. Ma dai, mamma che la devi studiare, ora nana, ma finì che te sei esaurisse. Va in letto a dormire, che stanotte perduto tutta la notte, che giù in là. Beh, guarda, mi intanto che ti testi qui, mi vuoi in cucina. Vuoi vedere come vi avevi lavorato perché di truppe ave mica de fidasse. Va bene. Dai, però la gara è sulla tua mamma, Dai, va lì, sbatte già, esci di tua mano lì, esci dopo un passato innamorare, dai, sì. E mi sa si fa della puerta il fustremito, zia, dai. No, vorrei dire che dopo ti sei come la Biancaneve, no? Ecco, tormenta. E lui, tutti sbalordì, fa il principe azzurro, zia, dai. Ma te sei restata in tre. I Duncan deve sprovocare per incantare non lo biancare. Oh sì, beh, però mica il fiedale fa proprio un bravo giù in etica, proprio, guarda. Sì, ma in apparenza. Sì. Perché il ganca lui c'ha meno i difetti, Sì, perché i sutaminghi piacciono se che capita l'occasione. Come con la mia compagna di scuola, la Renata, che per un pelo me la frega. Te capiste? Come suo papà, ecco. Non cambia il tempo, ma i rovi sempre stesse. Sì. E cambia la maniera di vestirsi, la maniera di pettinarsi, in cambia gli orari di venire a casa. E poi guarda se te dici, è cambiata anche la maniera di fare guidare. Sì, perché adesso per risparmiare la stoffa
Fanno un toc davanti con un pinguetto. Senti Carlina, però l'antico ti stesse, il che donc se la sandà e quel che resiste. E ti senta, se ti te che verrebbe, no? Che fiela. E allora, daghela! Daghela vinta, uè! Resist come la poesia. Magari quest'usurina giusto per sfiare dagli altri donne, ecco. Ma te facevi mica scestrusa, Mi credevi che te sarebbe una tutta leggesa, Paolotta, e che te sapesse niente di Moroso. E invece vedi che te capi come gira il mondo, Invece l'esperienza personale. No, cosa te dice, scusa, aspetta che guardi, ma se te sapesse cosa a me è succeduto stamattina. Se ti è succeduto è uscita Mi è succeduto che, insomma, deve sapere che, attenta bene, che il Tom Rus, lei fieu del Memorust una volta, sì? No, aspetta, non mica capisco. Sì. E Tom una volta? Sì, E il papà del Paolo? sì, proprio lui è Peter, sì. Ma allora tu te conosce? Ah, mi sì. E lui no? No, ma mica riconosciuto. Ma come ti ha mica riconosciuto? E che di niente? No, mi vergogna, uè. E vergognato? Senta, te deve sapere che tanti anni fa lui l'aveva cercata la confidenza. E mica l'avevi mica data la confidenza lì. Però lui allora ne trova un'altra che invece sai che era data. Adesso che vivende per lui, mi comparirà che me la cerca la confidenza. Perché questa volta vita disie sul nostro si parla di resiste, ecco. Ma te lo dici adesso? Subito? No. Però una qualcosolina per minga scura già, e poi sei grande abbastanza e in grado di decidere, direi, E senta, ti piace anche molto Moroso una volta? No, se mi piace, guarda, adesso sarebbe buona di fare un sproposito, ecco. No, calma, niente, respira, Fatemi uscire. Mi vuoi là, te lo lasciami, lui viene da chi? Ti te sei fare cugnoso? No. E poi che la vaga come la gatellina. No, mi vergogni, veri no, Guarda che vuoi là che il visi mia, allora, Guarda che de là, che anche il Tode Moroso, allora vuoi là che visi? No, che cosina, guarda. Ma che se ne mandate in lei? Ma va riposate un cicino. No, vuoi là studiate, te lo dico. sì. Vuoi andare in biblioteca e torni per la vera, E per farmi mangiare, Sì. Ciao. Ciao, bella, Ciao, signor. E zia, ti in campana, Ciao. Ma, Stamattina, perché te che ti stai in campana? Perché? Ma perché che avevi un mal di culo stamattina, una maletta? Musico! In tu è andata la paletta, quella celesta! Sarà la pressione che meno pausa lava su e giorni. No, sì, deve essere proprio quella, guarda. Sura, la mi scusa, e mi dà per piacere un strasto del pavimento e non se ne su. In cucina, sotto la lavandina le dune, No. Come? Perché in 2 metri mani uomini fanno soltanto disastri. Senta,
Guarda, che Micheludia la Rita le viene da casa. Qual è adesso? Adesso andate in biblioteca e la Mati che anche lei la che vi Oh. senta, fate una bella roba, vada in biblioteca, che porta un fiore, che cura tre, ecco. Ah, è bella notizia, è la sua. Sì. La biblioteca? Sì, vaga. Ho subito a cercare. Sì. Ah, e la mi scusa. Bisogna lei, papà e mi sono andati via presto. Sì, che dici, ma che scusa inventimi. Sumindami, fa da lei, miei figli. Va bene. Proprio un bravo fiore la vita che la nove non sa se scappare, che fiorino. Proprio no. Chi è che scappa? No, niente, Paolo che le andava a fare la carta d'identità, il fio del tumbetto. Ma il suo papà, voglio vedere che l'aspetta e lui va via senza di niente. Ma tu ti stessi, sti giù, che sconte nanca se ti attacca su. Mi guarda, adesso, se tu venga, te preghi, fatti a dire al suo papà. Mi prima andare in bagno, perché un movimento di usare, e non riesci neanche più sta in te. E poi, dopo vuoi andare a letto. Ecco, sì. Stamattina, su strada di San Guada, su strada, Sì. Caracca, e adesso, sì, range di culture. Ecco, va bene. Rangesti cultrube, se per dire, che non vedervi anche a bambina non sarì, ecco perché. Però mia adesso, dalle peggio. Oh signor, Madonna, vetu, Dio! Finalmente a casa. E adesso ti corso in bagno, perché prima che la vaga lei ne che umili, arrivederci, si vedono. Porca vaga, Olga, ma non è possibile che tu ti vas, che che si sente non c'è Mamma mia! Che sprusa! Olga! Oh signor! Ai! Olga, mi sa, ti stai bene. Una pancia piena d'aria! Olga! Allora! Quasi finita, ma di fa! Umeda! Di un momento era che impiega come per andare a fare la spesa, vera giura. Ma finite che cacchio lo spanda vera! Adesso siete troppo Olga allora! Olga, sì! Buon Arturo, o lasciatevi la finestra del bagno, per anche sfisia minga. Ma deve dire che è arrivata fin qui. Metti un po' di deodorante, perché sennò veramente, mamma mia. Stamattina un titolo che mi è successo, mi senti voglia e strasca, prima non mi pancia.
risanguata. Le me che vuoi lei, tu dirsi vuoi. Luca Sciura, a destra candela. Ma più durche che qui dentro. Mi sa che anche c'è che ci sta. No, dicevi, la caldera è apposta. La senti che bel rumore che la fa un violino che resta domani danno un'età delle fine. Sì, che pensi me. Comunque che la mestiasse per il comportamento del mio figlio, ma sai giù. Ma sa come mi giù in fa niente. Comunque dicevo, per quanto riguarda il pagamento l'ho fatto io. O passiviate i miei fissi, altrimenti passi via qua. Va bene? Adesso che ne metto anche una bella firmettina su bulletari, va bene? Ecco qui, va. Firma lei nome e cognome, mi raccomandi. Allora, prima cognome, Bianchi, ed no, Lucia, mi fu Lucia, Lucia. Bianchi, Lucia. Vabbè, va. Milla, saluti. La ringrazi per il caffè e mi raccomandi, ogni tanto che davano già dal manometro per vedere che la pressione dell'acqua sia mica troppo alta. Fede, sacra non, la pressione mica non già no si alta. Fede, guarda, te si ricorda più. Mi e ti? Mi e lei? Sì. Ti e mi 25 anni fa. 25 anni fa, mi e te? Sì, ti e mi se non fossi bene, ecco. Ma allora che siete punti la mia Lucia? Sei sicuro che te siete e che avevi paura di ciappare una cantonata a fare il che marto e pensare che te sei sempre rimasta in del mio cuore. Fa vedere come te siamo bella. No, mai, dopo che ti non si nessuno guarda. Lucia, mi adesso libere, sì? E siete vere per tu vedere, siamo una coinvolta. Mi fai a piacere, sì. Allora ti chiami domani al telefono e se metti d'accordo, Sì, dai, spero che me ne impressa domani, però adesso perché mi rifà sapere niente in me gente, no, ho detto che compagni sul mezzanino, ci siete un basino come tanto tempo fa. Va bene, che sei sempre Andrea a criticare che vabbè mai una cosa che sei sempre Andrea a risare su, dai! Ma per forza, che sei come si avvicini, te se manca un dei vestiti e da me che ti manca poco il futuro. Allora, sono mica punti vestiti, a mangiare sbrudelli. Una bella roba, e mi compri una bella pattucina e te mi metti su anche un bel patè, perché che lì te sei sempre a venare tu che devi tirare sulla testa, come se mi la facessi di fora, ma se sono studia che sa fare la mia. Se vedi che oltre al resto ti sei sbassata la vista e la mira è più buona. Adesso siamo pure vecchie cassette di su. Ma proprio questi? Perché? Ma che vede no che mi la dà. Non ti cambia di cassette, non ti cambia di scala. Ci senti, guarda che gli scarpe e cassette mi comprati io.
Ma se non c'è, giù comprami perché mi piaceva e le roba bella. Ma comunque, chi va mica che si serve. No, non devi guidare, se lo metto la garantia. Che minga bisogna, questa è che minga. Oh, allora se si vede il no, buttare anche a metterci no, tanto se vede il no. Ma perché proprio dove cacalite, dimmi da, se mette su per una questione igienica, mica per far vedere. Ah, per una questione igienica. E allora, scusa, Olga, come mai che in giro un pana di midang che anche a dite di bere, che ganno ma un che vedere, e la parte davanti l'è tutta, piena di bus. Oh, ma se te capisce non anche quel che sei proprio un pudere, gli fai in sci per far passare l'aria. Oh, va bene, poi calma, va bene, basta, le 40 anni che te me ruse su, sono stu, mucchela. Ma, che la tide fa la vittima, guarda, che se che viene attaccata sulla crustica, quella, su me. Che faccia di tola, che faccia di tola, raga la faccia di tola. Mingati, e in che, almeno per in che, per chiese, su no quinta su vacade, in che, te se ricordi, vieni qui è il murus della nostra unica tusa. Unica chiusa per adesso, dopo un wedding, dopo sera. E allora, oltre sui talocchi in cavallo, e soprattutto standere col bene, che quello ha fatto un sacco di storie, e soprattutto, a te fa più anche il fiato. Allora ho capito, e mangiapo di no, parlavo di no, e allora la buca si è venuta e fa. E che io tu per quello, impara ad ascoltare. Ah sì, tutti i baccati di rise, e magari anche in italiano stravacato, in sì, tutti ride. Ma senti chi parla, lo scienziato, l'istruito, che l'ha passato tutti gli anni della sua scuola a scaldare la cardega, almeno i medi io finì, ma lui l'ha dovuto piantare anche i commerciali, talmente era intelligente. Oh, guarda che io dovevo mettere dell'aura da scuola, perché avevi di Laura, mica metti che t'insegni per compassione e ti ascolto in ferro dalla disperazione perché dovevo impiegare l'aula, dalla prima è passata alla seconda. E da cerca di stare in campana. Primo, continua mica a parlare per niente. Secondo, stravacca e svinga sul divano come caffè dei soli. Terzo, quando si mangia, comincia mica a fare fracasse. Né con la bocca, né tantomeno con il decreto. Avevi un fracasso con il decreto. Quarto, capo. E te, sui tamoggi, era sui col naso, come caffè dei soli. Dai. Però Arturo, ascoltami, ti prego. Non si capisce che è? Ti scongiuro! Oh, che testimone! No, stupendo! Ti scongiuro, ascolta! Sì. Ascolta! Sì, che Olga. Tira mica fuori scarpe! Perché la cacca l'arriva anche in piatti! Basta! Te finì! E allora visto che sono dei tabagai e che con bisogno mo della baglia, a parte che la materia prima non può scarsino. Udaria sapere per piacere chi è il murus della vita, Primo, per prima roba, contentes della materia prima che le appari e seconda roba, adesso quanto ti niente e adesso sì. va de là perché nas chi qua del cavè che ti è rimasto in testa, Sì. metti su una buta dentro un susto dalla sera per far passare il buche su. E poi, lavati i denti coi denti friccio alla salvia che ti lascia la bocca fresca e profumata.
La sarà sfermata in chiesa per una quai messa, una quai funzione. La tua sorella da un po' da tempo a sta parte. La ha un comportamento un po' visibile. Cioè? La va sempre in giro. Ehi. Certi volte anche di sera. Giuro, com'è questa storia? Ma che sei che la compra anche il telefonino? Che stessa bambino, conto sì. E poi la tira fuori anche più bella. Stamattina era uscita me per andare a comprare la torta e champagne. E che sei la Madì? No. La Madì che le stufa di sbuiarsi il bussino per nostra comodità. Che sfacciata, una sfacciata! Manca di olio, però che dovevi comprare spumante anziché champagne, dai! No. Me, Florino fa di brutta figura. Ma te non è che la gente la pensa che sei di più già? No. Mi compri champagne. Adesso, vado là a fare qualche punto. Ho capito, ma risa no, che su punto da là in si permette, capito? Tu dite là. La sarà mica c'è la mia accusa. Ma su chi? C'è despettinata. Non si sciava. Ma come le cambiaste? Vedesse le... Arrivo. Marisa, cerca di fare la stella che non mi capite. Devi credere no, Modes e le passata la mente. E pensate sono venuta qui apposta. Apposta per cosa? Apposta per domandare te poteria ti prestare una scatola dei pelati? Potendare in dispensa a vedere. Ma la Luciera che no? No, l'endata dell'Ufele. Oh, che scusa, il fidanzamento ufficiale della Rita. Chissà come l'è emozionata la tua tusa. Nanca un ciccio. E chi? Che te sei la mamma e tre suocera di un bel genere, te sei emozionata? Guarda, non mai visto. Te l'hai mai visto? Su Nanca chi lei? Ma, e quella è la prima volta? Sì, è la prima volta. Perché? Sai che è strano? No, mi pare un qualcosa di strano che è. Ma dite se chi è. No, la Rita, lui sempre spiada e volevi controllata fin dove potevi. E del resto sei che subita curiosa. Sì, che la media sempre vai da cartuccio. Ma stavolta non sbaglia nessuno indizi. E anche lì vorrei vedere. Quant'è che tu? Ma sono de precisi per disna forse. Allora tornate tu sei tardi perché vedi che teniamo di prepararsi. Te lascia da fare il restauro, Uè, Diana, restauro ti dico. Ma dite se mai guardato in castello, Befana, ti sei mica venuta qui per... che martura! Non ricordavi più! Te mi presti un limone che io ho finito? Ma veramente pelati che avete bisogno. Pelati? Ma anche quei coi capelli li trovi in gavia, Oh, guarda che mi sono messa a Porterà chi la ma risolta, ciao! Quando sei così stamattina? Ma sì, ho finito subito. Bravo. Ma Arturo, ma come te stai bene? Ma te pare che un pivello? Ma che bell'uomo che te Devi che però che ti che saria bellissima. E me che camisa fina! Sì, Marisa! Dai, Marisa! Apri la camisa, Marisa, sì! E che parfum! Ma se lei Chanel, Achelle! Le ascendi nel 32. Allora, se la che avete bisogno decide limone, pelati o zucchero. Prestami il tomarmi una quai volta! Guarda, se te venite a fare subito qui, tengo un patafigli sul cupino.
che tanto non giù la intera. Oh, Olga, calma! Perché se no il caffè alla Marisa stamattina. Chi parla con pissagliotto. Allora, quando ti anche la tua cugnata, perché anche a lei è la padrona desta capilla. Ciao Olga. Ciao, Ciao Marisa, ciao Marisa, ciao. Ma perché? Che ciccetti, ma perché che stai sempre lì con la Marisa su, dai? Sumi il perché. E dite che stia da gatrà per far spalpare la camisa. Marisa, e per magari per far spalpare anche qualcos'altro. Ma te che roba? Ma vergogna di chi? Ma con la Marisa? Ma te l'hai visto? Oh, che su, dai! Ma sei a scherzare! Se sa mai, punti, se sa mai, signora, Beh, dai. la te cambia il calzetto. Sì, guarda. Bravo. Fammi smala sera. Dai, guarda. Oh, ma le proprie lasciami il 32. No, piano, dai. Dai, fammi sentire. No, piano, dai, sì. Allora, Arturo, aspetti fino a domani. Che sega nervio, e te. Ecco che minga la vai dentro e ti frigio la salvia. Perché? Perché dentifricio la sagra per farla su, va bene? E preferisci la pasta del colonnello. Gravita su, la vedi stessa, la pasta del colonnello, state in casa qui. Allora adesso da matrare. Sì, Te la salva il netto. sì. L'assa te l'hai dettata bene? Te la sei aperta anche alla finestra? Sì. Bravo. Allora mi adesso di là a finire di mettere una porta e sai che deve arrivare il muro della tua chiusa. Sì. Mi raccomando, Arturo, fammi mica disastro, Però tu chi se vai lì? Povera donna. Sì, la Olga, la mia amica, l'è convinta di essere l'unica persona precisa a sto mondo. Ma risimi, ma anche al cliché preciso, quando è morto, le vingandà in paradiso, o no? E poi anche a lei, ciura, ghenade di fette, se ghenade di fette, no? La mia donna è data di là perché la dice che la ha bisogno di mettersi a posto. Anche amico bisogna di mettersi a posto e alla svelta. E mettiti a posto i scidi per te e te sei grande anche abbastanza. Cerca minga di pelare la gallina senza farla cattare. No, perché i bottigli di champagne, la turta, i danè che no de pagai. A proposito dei danè, da matrà, ma Loga, la ma di che stamattina ti pretendi da lei per andare a fare la spesa, ma è vero? Difatti non dovevo mettere che il mi, perché sta minga sé, perché i bottigli di champagne accuste. Quindi adesso pagare, sborsare, ecco. Allora però te potevi anche comprare l'acqua di pomme, che è vicini stessa, L'acqua del pome la tua mia. Poi, ma te la conosci e tu puoi presentartela? Le brava, le a fare la granda, un fidane di altre. Sì, però dai. La testa per gli alterdò, le veia, basta, cadite se bravo. sì, la testa, sì, che n'è che... Sborsare questi le scontrini, forza. Ciula, Come sembra deve sentire, ma te la tira Lucia. Devi comprare ti scorsi. Sì. Te mise champagne nel frigo? No, Perché no? Qualche champagne te deve sfreggere. Arturo, prueba ti perché sei. Vatti a mettere il champagne nel frigo. Sì, adesso però da mattina, guarda che la dica non è che ti chieda stamattina. Era mica se, che si chiede scontrini. Adesso, rangesti,
fenomeno. Se vedo un dopo. Come le minga stasera? Ma se tu da... Guarda. Già, che dire su, le minga stasera. Sì, perché i robi in gran se paghe e anche a me veri ben pagata. Preoccupes no, che domani ti rimbursi tu quel che ti mi dito sacoggio. E per quanto riguarda i robi in gran, guarda che la Rita, la tua neuda e la mia tusa, la pominga fa di figur, visto che la porta in Calmurus per la prima volta. Ma se già non sta chi? Ma chi? È il Murus della Rita. È qua! Un po' di tempo fa. E chi l'è? Aspetta che te vedrei con Giusona. E chi? Te sei chi l'è? E te mi dice una botta? Uemi i promessi a mantelli. Ecco. Ma e sarà minga quel giurin che cavalcavando tutto all'ospedale, quel di Tas? No, quella è domani una schippo di dite. Quella sera là, fuori da Nissima, lui la fa tempo da Burrusuna alla Rita, perché con la macchina, a momenti la tirava sotto, poi la fa parola tutta la macchina. E insomma, quella che ne dà un sacco una sporta. Ecco perché la puntata nostra medegale. Ho capito. Vabbè, cambiamo discorso. Sì, Ti un dia una curiosità. Sì. Come mai da un po' di tempo a sta parte ti cambia maniera di dire? Cioè, volevi dire che te ne spesso in giro, che ti si cambia spesso il vestito, che te ne spesso la barbera. Poi tu comprate il telefonino, ma chi l'è? Che ti telefonare? Ma cosa lei? Un terzo grado? Ma per di fa quel che veri o guderendete in quintativo? No, fa più quel che te vero. Ecco, allora adesso mi vuole là, mette sa posta anche a Montu. Te capì? Se te che bisogno te ne chiami. Sì, te telefono. Ecco, te saluti. Ciao. La mia cosa più dolorosa. Ma chissà se non vede. Potrà dire. Buongiorno, ma è chi lei? Non è piurista, è cercavi la signorina Lucia. La mia cognata si chiama Lucia. Appunto, me la chiamo per piacere. Ma e se la mia cognata la borsa vecchia che la cerca? Mi cosa mi dici? E vede. E prendere basta. Ma le assede, Allora, che si comoda chi? Che vuoi chiamare? Grazie. E si comoda chi? Arturo, vieni là per piacere. Vieni là a vedere che ti va finché per la tua sorella. Vieni Scusa, lei che ha bisogno della mia sorella? Per invitare a fare il pass perché una proposta de fa. Oh, se si tratta di una proposta di Laura, la bisogna mica di no. A chi piace lavorare, le portate per i lavori fini, cucito e ricamo. Se è una proposta di lavorare, la disarà, no, no. Ma veramente mi dovrei fare una proposta di tutt'altro tipo. E saria, scusa, che proposta Ma è? scusa, ma lui chi è? Che carattere, come hai visto del fratello a mia sorella? Visto del fratello a mia sorella, no, Oh, Fede! Ciao Lucia! Ciao! Come ti stai? Bene, ti? Anche a me questo per te. Ma grazie, come te sei gentile. Te mi fai diventare russa. Non bisogna parlare senza nessuno intorno. che carattere, per favore, tu fastidi, un de là, che roba, tu fastidi de là, Se andasse giù al bar a bere un caffè, sarebbe a me che parla. se si parla di caffè, possibilità fare? No. In che deriva il murus della mia neuda, le me che il caffè anda in giorno. Da bene, dai.
Senta, metti che fiocchi non va a vedere, eh? Noi mandiamo, speriamo dopo. Che sotto quel coso. Cara nessunissimo. Ma chi resto, Tisi? Vabbè, porti fuori in cucina. Tanta giorni d'Arturo. Arturo! Ma te visto? Che Tisi che veni che prima a cercare la tua sorella. Chi è? Mi, l'abbiamo visto. Le minchia la Passaneva, ma mi ricordi più qual è che l'ho visto? Però preoccupati no, adesso che pensi a vedere che mi venire in mente sicuro. No, cervelle no, perché te cervella che ne già poche. Che bella nostra accusa, questo amoroso. Ma fare di bello! Sì, sei una meraviglia, anche amico mio. Sì, vada lì. Sì, arrivi. Oh, Rita, ciao. Guarda, Arturo, che Ciao. Che stile il Paolo, il mio amoroso. è il curso. Sta qui forse. Per la caldera. Beh, allora accomundemes che parliamo un po', Sì, dai. accomundemes. No. Lui che sta in te perché una suocera la gada controllata scossa. Olga, famiglia, fa di figura. Allora, vediamo un po'. Mi pare che vada tutto bene. Mamma! Grazie, Giuseppe. Olga, Chi ha tutte e due? basta, Olga, basta. Adesso è per curarsi, Sì, brava, per sì. farmi dei difetti di vita. Allora, Allora, parliamo un po' del T perché che potrebbe sempre fiere. Benissimo, sua Olga, mi fa piacere. Dunque, mi sono Paolo Fontana e di mestiere fu il trombè insieme al mio papà. Bianca la roba la si fa interessante. Porca la mia usa la scusa per cui da lei. Allora, oltre a padrona, perché anche di altre proprietà, tipo case, immobili, Chiese, mari, montagne, che don di Milano. Ma mamma, ma ti pare il caso? vabbè, pure di nove si va dentro. Ma scusa, ma mettesi in me pari, tu una povera donna che porta via la sua unica trusa e un fastidio. Ma che minga bisogna di fare scene, perché sono minga la prima che la sicuruzza, brava, dica la tua mamma. E da matrà, dica che lui già voi come si chiama? Paolo. E suo papà, conosci tu mai vista perché Perché lui e Börri ha sempre messo il becco in miei affari e invece mi vedi con la mia rapa. Oh, bravo Paolo, bravo. Marita, ma se non è che tu sbarluscia sul dito. Oh, regalo del Paolo per il fidanzamento. Guarda che le grosse. Papà, Giura! Giura! Come le grosse! Che buona manicure di me! Chissà quanto sta. Ma no, sua! ma mamma, ma che proprio bisogna trarre tutto in moneta? Amore, su tanti che ne belle. E per far spertunare, scusa, per far spertunare. Che sai cosa che mi
averne champagne. E ti piace il champagne? Beh, Sura, di de solito bevi no l'alcol, però per un casuno poi me spicerin. Allora fai una bella roba. In te che aspetto Blasia Lucia, andate là sulla terrazza a bere l'aperitivo. Mi vuoi avanti con lui come lei che si chiama? Va, Dai, per un spettacolo, Nigel, no? No, Lucia, il tuo fratello, la tua cugnata, che andesse a vedere subito. Ma insomma, proprio in che deriva il moroso della mia neuda, insomma, dai. No, che andesse a vedere. Ma in che non cambia niente. No, e per mi cambia perché quello qui dentro che sciopa. Ma proprio in che ospiti? E te sapesse che ospite? Ma mica disi e basta. No, ed è sicuro quando si leva in pe ti scappa fuori, no? Guarda. No, te che ragione, Rita, va, trovate! Oh! Papà? Perfetto. Come se fu sortì dalla mia amorosa. Dalla tua amorosa, come sei a dire? Sarei a di e lei della mia amorosa. A proposito, Rita, del mio papà. E perché mi sapevi una gotta? Perché? Perché aveva poi una dite, ecco. E allora vi scrutova la donna della mia vita e vorrei a perderla, ho deciso di fare senza tuo parere. Ti Lucia te sapere che... Sì, ecco. Ma che mi scusa, Schulpeder, ma lui come mai le figlie? Che sei? Giusto. Brava Rita, come mai ti papà ti senti in te? Se fu, puoi dire. A giunge a questo punto, per verità. Dite sapere che... No, Lucia, te chiede chiamare tuo fratello, se no parli no. Basta. Sì, ecco. Arriva. Eccola. Mamma, papà, venite perché chi? Che è una sorpresa! Sono curiosa, devi proprio vedere se è sta sorpresa. Fare mai possibile che noi ti vogliamo che sempre fa più che mi rompi i balli. Olga, mi vieni in me la caldera. Sì, del mio papà lui. Oh, se lei vieni qui per la fattura, mi sono passato in gita la settimana passata. No, io sono qui per che mi vergogno un po' a parlare davanti a me figlio la sua amorosa qui presente. Vede, guarda che se te cambia idea, te sei anche monte. Ecco. Ma che cambia idea? Insomma, mi era Lucia se lo rumeni e è deciso di sposarsi. Ma Lucia, ma la tua età. Lucia, va che il matrimonio è una presunta. Vado Lucia, vado. Pensi, stava mica vecchia, canossa, e stava Sì, stavi bene, ma tutto il memorus una volta. E il memorus fece, che poi anche il memorus sta benissimo. No, un mica capito. Come è questa storia? È il Mermurus Nöb che del veschi, come è? Come lei che l'urto tanti anni fa si murosava e si era perduta di vista e adesso hanno ritrovato. Oh, Lucia, dammi giura. Giuri. Giura sulla mamma e sul papà per piacere. Giuri, sulla... Dammi tra. Ma che schifo. Come si chiama? Bravo, e sarà mica tuo figlio. Senti, a lui, ma la mia mamma è morta e mi eravamo piscini. E via adesso vedo. E vedo.
materassi, ma anche a lui che l'abbiamo vissuto in esperienza di un matrimonio e che aveva un più grande scippo a rimanere vedovo, che era proprio bisogno dalla sbattere un'altra volta. Per sbaglio. Sì, ma che le 40 anni te ne rompi di parola! Mamma, ma siamo qui per festeggiare e andiamo a festeggiare. E il figlio che se lo usa gli stessi. Ma sì, dai, va bene, insieme alla siera ne butta. Fammi una bella roba. Adesso mi butterà e vi metto un'andata al cadrega vicino al tavolo per il coso lì, come... Pietro Fontana. Ma lei è conosciuta tutti come Peter Fontanella. Ma lui chi è? Paolo. No, va di là, vedi su, sali sulla porta e arrivi, va di là. Marisa! Ma chi? Come chi? È il futuro sposo. Oh, signor, ma perché ti interessa? Che belle domande! Io a te, io guardi sempre volentiera. Guarda, lei è bella come il suo papà. Perché? Le chi è quello? No, sicuro che le chi? L'amoroso. È il suo papà? Lei è amoroso? Sì. E da quando? Ufficialmente, perché, guarda, Marisa, ma di che me sposa? Di te si spuse? E con chi? Ma chi è che ti sposa te? Guarda, chi te conoscete? Già no. Prova a tampinare un'altra volta che te vede ti. Minci, tampinato amoroso. Proprio. Ma ste dice? Chi è? Chi è? Marisa, lei ha l'amoroso una volta, che è l'amorosa un'altra volta. Va a venire a me. E sarà minga il trumbe. Proprio, sì, è lui. Papà la Lucia. Che lì, le lì, che se mi sanno coi donne. Pensa che anche con me la minga capì che poteva. Se vede che te serenò il suo tipo, te doveva sborsalciare, ci te vedeva no? C'era Marisa, che eleganza, se la che ne bisogno. Sapevi del confidanzamento e sono venuta qui per farti i complimenti. Se l'è un bel giuinotte, sei contenta? Oh, contentissima, grazie. Sì, però. Sì, mi vuole là perché con me moroso, ciao, che state là. Sì, Aspetta un attimo. Tu parli di informazioni, pettegolesse. Se podi, volentiera, L'è vera che ti sposi di sci depressa perché te sei incita? Ma chi è che mi inventa sti bale, C'era Marina, Marina? bus che La gira. bus che gira, che lei la fa gira volentiera, però, Sì, ma deve sicure che le minga vera, mica credi, Lei minga vera, sicurissima, va bene? Vabbè, adesso vado là, gli ospiti. Se vedo un po' se tardi, magari per un caffè. Un momento. Ma ciao! Che piacere! Ero qui nei paraggi, sì, e nonostante, lo so, è l'orario inopportuno, ma ho sentito il dovere di venirti a salutare e di portare questo piccolo omaggio a tua madre, che tanto si prodigò insieme a te. Quella sera dell'incidente, mi ricordo. Ma Vito, ma siamo noi che ti dobbiamo ringraziare.
Comunque, oggi è il giorno perfetto, l'occasione del mio fidanzamento e l'occasione per presentarti il mio fidanzato. Ne sono lieto. Ne approfitto per farti i più sentiti auguri. Grazie. Auguri. E ricordati che voglio essere invitato al tuo matrimonio, eh? Certo, vado a chiamare la mamma. Ah, va bene, sì, grazie. Ma veramente non mi sembra di averla mai vista. L'ho vista? E come se l'ho vista? Ho visto che bei muscoli, che forza, che buria, che bella aspetto. Ma quando tutto questo? Ma quella sera che stavano in galè, mi sulla Marisa, la vista di famiglia. E lui lavora nell'ufficio di tasse. Complimenti, signora Marisa. Che memoria! Mi chiami bene, mi ricordi sempre volentieri. Le bravi belli. Ma così mi fa arrossire. Ma ti ricordi? Il Vito, il mio amico. Vito? Che Vito? Per lei signora, per le premurose cure prestatemi e per l'enorme fastidio che ho recato. Oh, ma grazie, ma dovevano disturbarsi. Ma sei l'unico che mi ringraziato per aver salvato la mia cicetta da quell'automobilista deficiente. No, signora, dovere, solamente dovere, vero? Lei che le capita in un momento un po' particolare, finché avevamo ospiti. De famiglia oramai, e poi di minga da catrà. E meglio un'altra volta. Però prima il mio telefono, se mettono d'accordo, sì, facciamo una bella cicciarata. Ah, ma si potrebbe mingare. Chiami alle per un caffè. Ma se va bene l'antipasto, che manca il sci per il caffè. Allora sedete per il caffè e dato che sono stata aiutata in famiglia bene, dato che ho un problema di taste l'850. 8,50. Ah, signora, ma l'8,50 non esiste nell'amministrazione pubblica. Ma bravo! Ma come l'intelligente! Allora, le veniamo a compilare la dichiarazione dei redditi e intanto che fu una bella rusumata. Che è sta consumata? Rosso, uovo sbattuto, con tanto zucchero e marsala. E intanto cerchi di risolvere con lui il problema delle entrate dell'agenzia, delle entrate. E una volta risolto il problema che me l'ho salato per dormire notte, tu stai strate contenta perché Signor, io veramente non so se ce la faccio e se posso aiutarla a risolvere i suoi problemi circa la dichiarazione dei redditi. ma non che si preoccupa, no, mi chiede tutto il necessario a sua disposizione. Ma orgoglioso di aver invitato una contribuente disuniata. Non ce la faccio. Dite, tu cosa ne pensi? Penso, caro Vito, che te la devi cavare da solo. Ci vediamo più tardi. Ciao. Dai, che dura buttare. Dico di non sbagliare, altrimenti è il suo principale, è il ministro. Meglio fa pagare messa là, E il guarda che sono disposta anche a pagare. No, non si tratta di questo. È che io sono un dipendente pubblico e non potrei lavorare in nero. Però, se si tratta di un favore, glielo posso anche fare. Sì, che paga la aspetta. Mi metti sua vita a disposizione dei contribuenti. Certo, contribuenti, sì. Deve singhiacciarci. Non devo mettere a posto la dichiarazione dei redditi. E allora, signore, per il caffè ci vediamo più tardi. Che santa Marisa, la grande il cudo ma una roba.
E anche gli altri capì qual è. Come bisogna che me la spieghi? Ne la sa nanca scappavena. Per lei ogni occasione alle buona. E a noi, le saluti. Vuoi metti gambe sotto al tavolo?